Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 29 gennaio e quali sono gli influssi astrali che ricevono e che descrivono un pochettino le loro caratteristiche e le predisposizioni che questi nati hanno. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Bene, allora questi nati ricevono alcuni influssi ehm, e oggi in modo particolare ricevono la visita o comunque gli influssi della costellazione Acquario in modo predominante. In effetti la costellazione Acquario è presente sia come dominatore del mese e sia ben 2 volte in chiusura di quadrato. Dunque è molto forte questa impronta e laddove appunto c'è questa presenza molto importante, le valenze, le caratteristiche tipiche della costellazione Acquario si rafforzano, evidenziando maggiormente gli aspetti negativi. Dunque abbiamo per questi nati un indizio già importante su quali saranno gli ambiti principali per i quali dovranno appunto prepararsi psicologicamente nella loro vita. Adesso vedremo anche quali, ma cominciamo col dire appunto che Acquario, in quanto dominatore del mese, li rende sicuramente attratti dalle questioni di elettronica, tecnologia, tutte le cose futuristiche, all'avanguardia, anche in questo caso può indicare una loro preferenza nel momento in cui dovranno scegliere come realizzarsi nella vita o quando, insomma, in un certo senso capiteranno su determinate aree loro malgrado. Dunque sicuramente l'ambito lavorativo potrà essere questo, ma alcuni di loro saranno particolarmente ambiziosi perché la stella capo di questa giornata è la costellazione Pesci e dunque sicuramente ambiranno o in modo più marcato o chi più chi meno, insomma, a una posizione tranquilla, comunque sicura, perciò molti di loro cercheranno una posizione negli enti pubblici oppure all'interno di aziende comunque abbastanza grandi, importanti, dove poter fare per molti anni il loro incarico. La fortuna di questi nati è discreta, diciamo così, alternata, avranno momenti migliori e momenti un po' più sottotono, ma comunque diciamo che la loro realizzazione, grazie anche al loro impegno e al loro sacrificio, sarà comunque favorevole. Hanno un fisico robusto, non particolarmente forte. Le donne risultano allungate, da una bella linea allungata. Il carattere, di contro, grazie alla presenza di queste 4 costellazioni in particolare, di cui Acquario è ripetuta 2 volte ed è presente poi anche nel dominatore del mese, dunque queste costellazioni in particolare descrivono una personalità ambiziosa, talvolta ambigua, con una predisposizione ad essere un po' furbi, diciamo così, a cercare insomma di ottenere vantaggio nella posizione in cui si trovano e come avremo capito la presenza forte di Acquario li rende un po' gelosi e perché no anche possessivi. Comunque hanno un atteggiamento abbastanza distinto e molti di loro sono sicuramente aperti alla spiritualità e ad essere particolarmente religiosi. In alcuni casi alcuni di questi nati possono essere un po' attaccabrighe. Si consiglia a questi nati di avere come amico, come buon amico, un avvocato, perché probabilmente nella loro vita ricorreranno spesso al consiglio di un legale
proprio a causa di una data posizione di una costellazione in particolare che spesso e volentieri li metterà di fronte a dei momenti in cui saranno costretti o a difendersi o a chiedere consiglio legale o a doversi informare per questioni magari economiche o societarie, oppure ancora dover dimostrare di aver già pagato qualche cosa tirando fuori qualche ricevuta, insomma questioni di tipo burocratico legale che non mancheranno, altresì anche dovuto alla doppia presenza di questo acquario che indica proprio la necessità di non fare da sé, non fare autodifesa, meglio rivolgersi a qualcuno che spieghi bene quali sono i passi da compiere affinché non facciano magari l'errore di cercare di mediare e poi trovarsi in svantaggio e poi in difficoltà. Dunque questi nati sono stati avvisati. Un'altra caratteristica di questi nati è che molto probabilmente nella loro vita finiranno col vivere lontano rispetto al paese natio e che potranno occuparsi, come detto, non solo di tecnologia o cercare posizioni lavorative all'interno di enti o di grandi aziende, ma anche possibilmente avere a che fare con tutto quello che è l'ambito marittimo o comunque il settore navale o anche l'idraulica, cioè quanto ha a che fare con i liquidi e con l'acqua. Bene, io penso di aver detto più o meno tutto riguardo questi nati, dunque l'invito è quello di eventualmente, se siete nati oggi, intanto tanti auguri, se vi incuriosisce saperne di più potete chiedere appunto un approfondimento e una personalizzazione di questi influssi e comunque resto sempre a disposizione anche sui canali social, dei quali vi lascio sempre il link in descrizione. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ringrazio sempre moltissimo della vostra partecipazione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto!